Cosa aspetti? O dal... Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno e benvenuti a Alta Tiratura su Radio Libertà. Io sono Alessandro Gnocchi. Oggi tratteremo due argomenti molto diversi l'uno dall'altro. Partiamo direi con i numeri e con qualche consiglio per gli acquisti di Natale, se avete pensato di regalarvi o di regalare un libro. Innanzitutto vorrei partire da un numero che è un numero secondo me spaventoso, e che è un numero che risale, diciamo, che è venuto fuori nei giorni di Più Libri Più Liberi, la contestatissima fiera della piccola e media editoria che è stata a Roma fino a lunedì. Dunque c'è stato un incontro molto seguito di uno storico e di divulgatore famoso, abituato anche alle classifiche. Ha fatto 1500 presenze, cioè tutto esaurito e gente in piedi fuori dalla sala in cui parlava, ma ecco, secondo voi quante copie poi effettivamente ha venduto? 1500 presenze, copie vendute, 80. Sono pochissime in rapporto alla grande quantità di persone che invece si è recata nell'arena. Questo forse ci dice qualcosa, ci dice che il personaggio ha preso il sopravvento sul libro e che la gente magari compra il libro e forse non lo legge, non lo so, però il numero è veramente inquietante e infatti ha lasciato inquieti molto anche gli editori del sopradetto storico. Ma adesso passiamo invece a vedere rapidamente quali sono le classifiche natalizie. È una classifica che prendiamo dal sito di ebook, forse la più attendibile tra quelle che trovate gratuitamente sul web, e le prime 4 posizioni sono occupate dalla biografia di Cesare di Alberto Angela, dall'ultimo giallo di Dan Brown, dalla biografia di Francesco d'Assisi firmata da Cazzullo e poi dal nuovo giallone di Donato Carrisi. Niente di particolare, insomma, sono proprio i libri che ti aspetteresti di trovare in cima alle classifiche in questo periodo. Da notare che sul fondo di questa classifica, cioè diciamo tra il 40° e il 50° posto, troviamo ormai dei sempreverdi, cioè dei libri che sono in classifica ormai da anni, come ad esempio il libro della Palmentieri e di tanti altri. Ma io invece vi volevo consigliare 3 libri che non sono esattamente delle strenne, richiedono un minimo di passione per la letteratura. Il primo libro su cui metto la mano sul fuoco vi piacerà, anche se all'inizio lo troverete irritante e anche se le dimensioni scoraggiano, siamo sulle 1500 pagine, di meno in questa edizione, però insomma siamo sempre intorno alle 1000, e è la edizione primigenia di Fratelli d'Italia, il romanzo d'esordio che ha reso immediatamente famoso Alberto Arbasino. Fratelli d'Italia ha avuto tante edizioni, ha avuto anche tanti editori diversi e di volta in volta Arbasino ha sempre corretto e soprattutto accresciuto il numero di pagine, quindi l'ultima edizione, che è quella nel catalogo di Adelphi, è molto più grande dell'edizione che invece vi sto presentando, che è la prima uscita per Feltrinelli e riproposta da Feltrinelli con la curatela di Giovanni Agosti, storico dell'arte, ma
grandissimo ammiratore e conoscitore di Alberto Arbasino. Questo libro è un grande divertimento, non c'è una vera e propria trama, in teoria sarebbe la storia delle vacanze di questo rampollo di buona famiglia a cui è appena stata regalata una bella macchina sportiva e ovviamente questo era Arbasino stesso, che effettivamente era figlio di buona famiglia della provincia pavese, amante delle Spider, sempre elegante, ben vestito, molto chic. E quello che viene messo alla berlina in modo molto divertente è il mondo culturale italiano, dal Festival di Foligno fino al premio di paese, quindi fin dall'avanguardia fino al mondo della letteratura di consumo, diciamo così. Superlativo nel libro è appunto il senso dell'umorismo di Arbasino, che sa vedere quanto vuota possa essere l'avanguardia e quanto possa essere magari più interessante addirittura la letteratura di consumo. Ci sono osservazioni sull'opera lirica, su tutte le passioni di Arbasino, sono l'opera, sono la musica, sono la letteratura e anche la politica e il costume. È una storia, diciamo, anche omosessuale, ma è molto particolare il modo in cui viene presentata per quell'epoca, perché è data come un semplice dato di fatto che non vale neanche la pena di discutere fino in fondo. Se pensate, negli stessi anni ben più tormentata era invece l'omosessualità di Pierpaolo Pasolini. Qua siamo su un altro pianeta, molto più moderno se vogliamo, perché appunto questo aspetto, che pure salta fuori di frequente, è però dato come una cosa assolutamente, una cosa tra le altre, di cui non c'è tanto da discutere. Il romanzo è, dicevo, corposo, però una volta preso il ritmo e una volta entrati in questo chiacchiericcio continuo che è la prosa di Arbasino, ci si diverte anche molto, secondo me. Ci sono anche delle frustate all'Italia, no? Il paesaggio italiano con zombie, cioè in cui c'è una gerontocrazia nel campo culturale e delle istituzioni culturali che rende tutto noioso, polveroso, anche quando si hanno le migliori intenzioni. E così un po' è il mondo della politica, come ci viene presentato appunto da Arbasino. Secondo me è un grande libro, io preferisco questa versione, quella più breve, perché credo che ci fosse già tutto e che non avesse bisogno di grandi aggiornamenti. Ve lo consiglio, ripeto, è un libro impegnativo, ma non vi pentirete di averlo letto, secondo me. Un altro libro impegnativo, ma che secondo me potrebbe farvi conoscere un grande personaggio e anche un grande artista, un grande musicista, è la nuova biografia di Leonard Cohen, pubblicata da Minimum Fax, con il titolo L'uomo che ha visto cadere gli angeli. Allora, Leonard Cohen, molti lo conosceranno già, è un grande cantautore canadese, trapiantato in America, trapiantato in Europa, ha passato parte della sua vita in Grecia, è sempre stato, come dire, un cantautore, certo noto a livello di massa, ma un po' defilato rispetto agli altri. Non era uno che partecipava ai sit-in o roba del genere, era più interessato alla poesia e infatti, come si apprende dalla biografia, inizialmente era convinto di essere un poeta, non un cantante. Poi quando gli capitò come dire, di suonare con la chitarra i suoi versi, capì che invece
i suoi versi erano versi di canzoni e non di poesie. Quello che c'è di interessante è che Leonard Cohen è un personaggio che è stato particolarmente strano per molti versi, appunto un po', dicevo, la sua ritrosia, ma un po' anche la sua volontà di esplorare dei mondi spirituali sostanzialmente difficili da approcciare. È stato un monaco buddista, praticamente all'apice del successo, si è ritirato quasi per 10 anni, si è chiuso in un monastero buddista che però non era in Asia ma in America, e lì si è dato alla meditazione per molti anni. Qualcosa dopo molti anni si spezza, non funziona, e lui quindi ritorna a vita normale e a fare dischi, e lì infila un capolavoro dopo l'altro, perché i suoi dischi migliori, nonostante quello che dicono alcuni suoi ammiratori, sono quelli che seguono questa esperienza, sono particolarmente trucidi, violenti al fondo, e hanno una visione, diciamo, disperata, disincantata del futuro. Il più bello è The Future, appunto, dove c'è un verso spaventoso, meraviglioso e anche vero, ovvero lui dice: ho visto il futuro ed è morte, anzi dice murder, è assassinio. E purtroppo noi vediamo in questo periodo travagliatissimo che forse Leonard Cohen ci aveva visto giusto. Poi ci sono altri dischi molto belli di quel periodo: First We Take Manhattan, I'm Your Man, sto citando delle canzoni, sono arrivate anche in classifica. Cohen ci ha lasciato pochi anni fa, questo è un ottimo modo di avvicinarsi a uno degli artisti più originali e straordinari anche del Novecento. L'ultimo libro che vi consiglio è un altro Feltrinelli, ed è il libro Tattoo di Earl Thompson. Allora, se sui primi due mi direi quasi soddisfatti o rimborsati, nel senso metto la mano sul fuoco sulla qualità assoluta dell'uno e dell'altro libro, qua io stesso lo sto leggendo e quindi diciamo vi do le mie impressioni. È un libro anche qua molto ampio, purtroppo stampato con un carattere vergognosamente piccolo che dà un po' fastidio almeno a noi vecchietti. Il libro è Tattoo di Earl Thompson. Earl Thompson è uno scrittore di culto e questo libro all'interno della sua carriera letteraria è il culto vero e proprio, cioè è il romanzo che l'ha fatto conoscere e per il quale verrà ricordato. E la storia inizialmente lascia un po' perplessi, poi decolla e decolla bene. È la storia in sostanza di un ragazzo di provincia che, pur di non sottostare alle regole della provincia, alla noia, al conformismo, eccetera, eccetera, preferisce andare a partire come volontario e partecipare alla carneficina della seconda guerra mondiale. Viene rifiutato dall'esercito, la marina invece lo prende subito. Nel 1945, quando ormai la guerra sta per finire, parte e però fa in tempo a combattere sul fronte del Pacifico, perché mentre la Germania era già disfatta, invece si temeva che il Giappone non volesse ancora arrendersi, e quindi lui va a combattere su questo fronte. La guerra è descritta totalmente senza fronzoli e non so dove alla fine andremo a parare, perché ripeto è un libro molto ampio che sto leggendo, ma secondo me, dopo aver letto 200 o 300 pagine, anche voi come me direte è il caso di arrivare in fondo, perché è un libro che merita. Bene, adesso facciamo una pausa, ascoltiamo la canzone Perfect Strangers dei Deep Purple e poi torniamo.
All my life, I am the echo of your praise. I am returning, the echo of a point in time, and distant places shine. 1,000 warriors I have known, all and laughing as the spirits of you. All your life. Eccoci qua, abbiamo sentito Perfect Strangers dei Deep Purple, un brano degli anni '80 che io adoro, e adesso vorrei invece di parlare di libri affrontare un tema che è diciamo è strisciante da parecchi mesi in Italia, non è ancora esploso, ma esploderà sicuro al 100%, e adesso abbiamo le prime avvisaglie che ci permettono di parlarne, diciamo, ancorando il nostro discorso a qualcosa di concreto, cioè alla cronaca. Qualche giorno fa un professore, un italianista che si chiama Enrico Testa, che ha studiato in varie università, tra cui quella di Pavia, si è ritirato, è andato in pensione con appena raggiunta l'età minima, e con la motivazione che lavorare in università non gli dava più nessuno stimolo, perché l'università è diventata non produce più ricerca, produce sostanzialmente burocrazia e papers, cioè con i saggi che si scrivono non tanto perché c'è qualche cosa di nuovo da dire, ma perché servono per far numero nei concorsi, no? Per fare curriculum nei concorsi. Il tema in realtà è molto più ampio ed è semplicemente questo, tradotto in parole diciamo più universali, cioè se l'università sta facendo ancora il suo dovere. E badate che questo discorso non è soltanto italiano, è innanzitutto la cosa esplosa in America. Ora, noi abbiamo sentito parlare della polemica tra Trump e le università della Ivy League, no? Cioè Harvard, Yale, le università più prestigiose. Ci è stato presentato come il colpo di testa di un pazzo presidente che, avendo in odio la cultura woke e progressista, se la prende se la prende con le università, considerandole anche nemiche dal punto di vista politico. Bene, ovviamente questa è la volgarizzazione di quello che è il problema vero che invece la vicenda mette in luce, e che è, diciamo, la vera motivazione per cui Trump ha preso questa posizione così polemica e così netta. In sostanza Trump cosa voleva dire? Ma se io, cara Harvard, ti do 1 miliardo, adesso 1 miliardo forse no, io faccio una cifra, ti do tanti soldi per produrre sapere, perché tu invece questi soldi li sbatti via, li perdi, li dissipi in studi che non hanno alcun senso, e fa riferimento ai gender studies e a tutti la gender theory, la decolonizzazione, cioè tutti gli studi che hanno a che fare con la cultura woke e politicamente corretto, che dice Trump non ci servono a niente. E questo problema in America è, come dire, ancora più vivo, cioè ancora più sentito, perché c'è un fenomeno in corso che è molto particolare, cioè le grandi aziende di big data e di diciamo tecnologia, intelligenza artificiale e così via,
cosa fanno? Vanno nei college e prendono gli studenti migliori, esattamente come nello sport gli emissari delle squadre di NBA vanno nel college a prendersi quelli che sembrano i giocatori più promettenti. E queste aziende, Palantir per tutte, ma ce ne sono tante altre, Palantir che lavora nel settore dell'analisi predittiva applicata alle guerre, alla criminalità, all'immigrazione e lavora insieme alla difesa americana. Ecco, le aziende come Palantir vanno nei college e dicono: tu secondo noi sei un genio della matematica, ma perché vuoi buttare via 4 anni ad Harvard? Guarda che lì non ti insegnano niente, ti insegnano come non discriminare il tuo compagno di giochi di colore. Vieni da noi, secondo noi tu hai delle potenzialità, noi ti paghiamo tutto, vieni da noi, se confermi le tue doti e ti va bene, noi ti assumiamo. Oppure se tu ritieni di aver capito che preferisci un altro tipo di azienda diversa dalla nostra, noi ti garantiamo che con quello che hai imparato qua avrai davanti alla porta di casa la coda di gente che ti cerca per assumerti. Quindi diciamo, se la ricerca non si fa in università ma si fa a Palantir, Trump dice: ma perché io devo dare i soldi all'università? Cioè non è un problema, non è un problema principalmente politico, è un problema di come allocare i fondi in maniera sensata. Inoltre c'è anche questo fatto che mentre la ricerca come viene fatta dentro Palantir è segreta e quindi neanche lo Stato può sapere, può pretendere di farsi dire cosa stanno studiando, nelle università ovviamente la cosa è diversa. Quindi Trump dice: non solo ti do dei soldi e tu non produci niente, ma quelli che producono per i fatti loro e io nemmeno so che cosa fanno. Quindi si capisce che è un problema un po' diverso dal modo, come dire, superficiale in cui è stato presentato in Italia. Ora, Enrico Testa ha presentato, diciamo, la stessa serie di lamentele, uguali a quelle trampiane, con un linguaggio diverso ovviamente, però ha detto, prima di tutto l'università italiana è diventata schiava delle mode culturali, quindi si parla solo di anti-occidentalismo, post-colonialismo, orientalismo, gender theory, sulla grammatica ci sono le varie teorie deliranti su apostrofi, schwa e roba del genere. Dicono, a mio avviso, dice Testa, questo non produce nulla di interessante e di conseguenza io non voglio studiare queste, non voglio essere costretto a studiare queste cose per poter avere iscritti. Vorrei potermi dedicare alle vecchie discipline che poi erano le migliori, ovvero la filologia, la storia della lingua e così via. Poi dice c'è un altro problema enorme, e il problema è la velocità, ovvero lui dice, visto in questo momento i titoli per diventare ricercatore e poi professore sono valutati in questo modo. Tu hai scritto un pacco di roba così che pesa 20 kg, ma nei quali in questi 20 kg di carta non c'è una singola novità. Bene, 20 kg sono 20 kg. Poi da quest'altra parte invece hai un solo saggio di 5 pagine che però diventa decisivo e, come dire, imprescindibile per capire, non so, la tradizione di Dante Alighieri, la tradizione manoscritta di Dante Alighieri. 20 kg inutili, 5 pagine utili, anzi assolutamente che non si possono trascurare.
Bene, il risultato sono più forti i 20 kg, quindi il ricercatore è indotto a produrre carta straccia nel minor tempo possibile per poter avere un punteggio più alto durante i concorsi, ma la cultura non funziona così, cioè se voi pensate ai grandi articoli che hanno cambiato la storia della cultura italiana, non so, se voi andate a leggere l'articolo con il quale Gianfranco Contini diciamo superava Benedetto Croce, no? Superava l'idealismo e proponeva un altro tipo di critica letteraria. Ecco, questo articolo era di 3.500 battute, stava su un giornale all'inizio. Ecco, queste 3.500 battute onestamente sono più importanti di interi scaffali di librerie scritte da altri docenti. Quindi è chiaro che non si può prescindere dalla qualità e non ci si può affidare solo alla quantità. E quindi dice la velocità con la quale siamo costretti, cioè sono costretti, perché lui è già in pensione a questo punto, sono costretti a produrre materiale inutile, è una cosa insensata. Ed è una cosa insensata. Ultima critica, non meno forte, dice siamo sommersi dalla burocrazia, quindi manco ci abbiamo il tempo poi effettivamente di studiare, o se ce l'abbiamo è comunque insufficiente, troppo poco. Metti tutti insieme e lui dice, se tu sommi la moda, la necessità di produrre articoli, spazzatura uno dopo l'altro, il peso della burocrazia, tu quello che ottieni è la fine dello spirito critico, cioè l'università arrivi, produci un testo su uno dei temi richiesti in quel momento, non fai ricerca vera e propria e quindi ti puoi tranquillamente, come dire, puoi spegnere il cervello e andare avanti fino alla fine della carriera. Ora, questo tema in realtà anche in Italia ha già trovato alcune declinazioni particolari. È tutta roba che va tirata fuori un po' alla volta, perché ad esempio in alcuni settori, sto pensando in questo momento alle scienze politiche, cosa succede? Ma anche al diritto. Cosa succede? Succede che alcuni docenti si sono resi conto che se loro si abbandonano l'università pubblica e entrano in università private online tipo Pegaso, la famosa Pegaso, loro guadagnano lo stesso, hanno più studenti, ovviamente la maggior parte del lavoro si svolge online, quindi smart working, e il controllo che l'università privata esercita su quello che fa il docente è, come dire, meno forte e più chiaro. Cioè ti dicono, tu devi fare questo, questo, questo e questo. Però dopo nessuno viene a sindacare, cioè se tu non vuoi insegnare le materie alla moda, cioè se tu vuoi utilizzare un approccio più tradizionale, nessuno te lo vieta, te lo vieta il mercato se a un certo punto non hai iscritti ai tuoi corsi. E c'è già qualche professore che ha fatto questa transizione, anche di un certo nome, Carlo Lottieri, Bassani, tanti altri. E quindi a questo punto si dovrebbe forse aprire un dibattito che va al di là, non c'entra niente, diciamo, con le polemiche che abbiamo sentito stamattina e ieri su gli esami di ammissione a medicina. Ecco, non c'entra niente, stiamo parlando di tutt'altro, stiamo parlando di qualcosa di più importante, ovvero il fatto che la cultura italiana obiettivamente negli ultimi decenni nelle materie umanistiche, che sono quelle che conosco, si è avvicinata parecchio all'irrilevanza.
e questa irrilevanza dipende dalla sciatteria degli studi, e per sciatteria intendo proprio quelle cose che Enrico Testa ha sottolineato, cioè il conformismo in sostanza e la riduzione della ricerca a semplice pubblicazione una dopo l'altra. Il mio maestro Cesare Bozzetti, che insegnava anche lui a Pavia, disse: ricordati una cosa, ricordati che si pubblica solo quando c'è qualcosa di nuovo, altrimenti è immorale. Bene, l'Università Italiana, secondo i criteri del mio vecchio professore, amatissimo, è immorale. Paperback writer. Avete ascoltato Alta Tiratura,